Bentornati nella mia cucina, nuovo appuntamento con Morse di Sicilia che si era fermato per un po', ma riprendiamo alla grande, riprendiamo con una ricetta super siciliana, la pasta con le sarde. Vediamo insieme cosa ci serve per realizzarla. Ci serviranno ovviamente delle sarde già pulite, deliscate e desquamate, del finocchietto selvatico che è proprio immancabile in questa ricetta, ci servirà dell'olio extravergine d'oliva, dello zafferano in polvere o pistilli, dell'uvetta passa che sto reidratando in acqua, dei pinoli, delle acciughine sott'olio o sotto sale, cipolla, aglio, degli spaghettoni al bacio e del pan grattato. Mettiamoci subito all'opera. Per preparare questa ricetta ci vorranno 30 minuti o poco più. Io ho già messo sul fuoco dell'acqua che sta bollendo, ne prelevo un pochino per sciogliere lo zafferano, dopodiché salo l'acqua e ci cuocio il finocchietto. Questo è già stato mondato, privato di tutte le parti più coriacee, sono state tenute solo le cimette più tenere e lo lascio cuocere giusto un paio di minuti. Nel frattempo che il finocchietto cuoce, preparo aglio e cipolla che ci serviranno per il soffritto del nostro sugo. Il finocchietto è pronto, quindi lo tiro via dalla pentola e lo metto a sgocciolare, dobbiamo privarlo dell'acqua in eccesso. Schiacciamo leggermente l'aglio, così conferisce più sapore, e mettiamo nel tegame insieme alla cipolla. A questo punto aggiungiamo l'olio. Aggiungiamo anche le acciughine sott'olio, ancora meglio se riuscite a procurarvi le sarde sotto sale. Le andiamo ad aggiungere al nostro soffritto perché conferiranno una bella nota umami tipica di questo piatto. Per comodità trasferisco la padella su un altro fuoco e mentre il soffritto va metto un'altra padella sul fuoco e vado a tostare i pinoli. Pinoli tostati li mettiamo da parte. Nella padella dove abbiamo tostato i pinoli, ancora calda, aggiungo un cucchiaio di olio, uno spicchio d'aglio schiacciato e vado a tostare il pane raffermo grattugiato. Quando la mollica è ben atturrata, la mettiamo da parte, rimetto l'acqua sul fuoco perché siamo quasi pronti per calare la pasta e riprendo il sugo che, come vedete, si è imbiondito dolcemente. A questo punto siamo pronti per eliminare l'aglio e andare a completare la realizzazione della preparazione. A questo punto vado ad aggiungere le sarde, le taglio giusto a pezzettoni, hanno una carne molto delicata quindi hanno bisogno di pochissima cottura e si sfalderanno nel sugo. Vado ad aggiungere anche il finocchietto, che profumino, diamo un tantinello alla fiamma, aggiungiamo anche l'uvetta precedentemente ammollata. A questo punto vado ad aggiungere un mestolo dell'acqua di cottura del finocchietto e lascio insaporire il sugo, giusto il tempo di cottura della pasta che andiamo a buttare. La pasta è quasi cotta, è il momento di aggiungere l'acqua con lo zafferano disciolto all'interno del sugo. Ci siamo! Trasferiamo la pasta che è ancora ben al dente nel sugo, così che completi all'interno della padella la cottura e lasciamola insaporire ben bene. La pasta è quasi cotta, aggiungo del pepe nero, volendo anche un po' di peperoncino si può aggiungere il soffritto iniziale, io la preferisco col pepe nero. Aggiungiamo i pinoli che non ho messo prima per mantenerli belli scrocchiarelli, ancora un cucchiaio d'olio e impiattiamo. Operiamo la nostra pasta, ci aiutiamo con un mestolo, facciamo un bel nido generoso come a noi, andiamo ad aggiungere il sughetto, ancora qualche pinolo e il nostro pane atturrato. Ed eccola qua la mia pasta con le sarde, profumatissima e sicilianissima. Assaggiamo. Ragazzi, è favolosa. Provare per credere. Alla prossima!